Ultima edizione di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati, buon giovedì 14 settembre, rieccoci insieme con tante notizie di cronaca e poi il consueto spazio con gli ospiti per approfondire alcune tematiche importanti. Iniziamo però, come detto, con la cronaca e con il tragico epilogo della vicenda del pescatore cinquantenne scomparso 2 giorni fa nelle acque del Po. Ebbene, il corpo è stato avvistato questa mattina da alcuni pescatori intorno alle 6 nelle acque del fiume. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco presenti presso l'unità di comando locale che hanno imbarcato il corpo dell'uomo su un barchino per poi portarlo a riva. Il ritrovamento nei pressi di una cavana 3 chilometri a valle dal punto di presunta scomparsa tra Po di Pila e Cazzuliani in provincia di Rovigo. Le ricerche del pescatore da parte dei vigili del fuoco erano iniziate martedì scorso, poco dopo mezzogiorno, dopo l'allarme lanciato per il ritrovamento di un barchino alla deriva senza nessuno a bordo. Sul posto la polizia e il medico legale che ne hanno accertato il decesso. È indagato per omicidio stradale l'uomo che lunedì scorso ha travolto Mario Piron lungo via Montà a Padova. La Procura di Padova ha avviato un'indagine sulla morte di Mario Piron, l'anziano di 86 anni, padre dell'ex assessore comunale Claudio Piron, investito sulle strisce pedonali lungo via Montà lo scorso lunedì sera. Iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale, il 66enne alla guida della Peugeot 106 che ha investito l'uomo. Il pubblico ministero, Andrea Zito, titolare delle indagini, ha inoltre disposto l'autopsia del corpo, oltre ad una perizia cinematica per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto tra la vettura e la bicicletta. Resta da chiarire un punto: se Mario Piron, al momento di attraversare la strada, fosse in sella alla sua bicicletta o la stesse portando a mano. L'unico testimone è il fratello dell'investitore che era a bordo dell'auto che ha travolto l'86enne e che riporta che l'anziano era in sella alla sua bicicletta. Dettaglio non scontato perché il codice della strada prevede che i ciclisti scendano dal mezzo durante gli attraversamenti pedonali. Subito dopo lo scontro, l'investitore si è fermato ed ha allertato i soccorsi. L'uomo è stato anche sottoposto agli esami tossicologici che sono risultati negativi. Un ventenne residente nel Trevigiano è stato arrestato dalla polizia perché accusato insieme ad altri 3 complici in corso di identificazione di aver percosso, rapinato e minacciato un giovane minorenne lo scorso mese di giugno nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Treviso. Nell'occasione all'aggredito furono prelevati con la forza una catenina d'oro, un orologio e un centinaio di euro in contanti. L'indagato, ora agli arresti domiciliari e sottoposto a controllo con l'uso del braccialetto elettronico, avrebbe in seguito minacciato nuovamente la vittima intimandogli di far ritirare la denuncia a proprio carico, nel frattempo presentata dai genitori della vittima presso la questura di Treviso. 15 alloggi abusivi nel sottotetto di un capannone, questo quello che hanno scoperto gli agenti della polizia locale nell'Alta Padovana. Controlli del nucleo di sicurezza urbana della Polizia Locale della Federazione del Campo San Pierese a Villa del Conte, in una ditta di confezionamento di abbigliamento di proprietà cinese che lavora per prestigiosi marchi nella zona industriale. Nascosto dietro un materasso nel sottotetto del capannone, l'ingresso ad una quindicina di camere abusive dove i dipendenti soggiornavano. Al titolare della ditta è stato quindi contestata la violazione del nuovo regolamento di polizia urbana che vieta di utilizzare come alloggi i locali non idonei e non destinati a questo uso come uffici, magazzini o depositi. La ditta avrà quindi 48 ore di tempo per ripristinare il sottotetto e rimuovere le camere realizzate illegalmente. È di 8 fermati, tutti extracomunitari, di cui 4 già espulsi, il bilancio di un'operazione dei carabinieri in un grosso stabile abbandonato di Venezia. Il blitz è scattato nelle prime ore della mattinata di ieri. 40 carabinieri del Comando Provinciale di Venezia hanno cinturato un enorme edificio abbandonato a ridosso dell'imbarcadero Bacini, supportati nello specchio acqueo circostante da 3 imbarcazioni del nucleo natanti e con l'ausilio di un elicottero del nucleo carabinieri di Belluno.
Immediatamente dopo l'irruzione nell'enorme stabile dirocato sono stati bloccati 3 extracomunitari, mentre altri 5 che avevano tentato di fuggire sono stati rintracciati in vari nascondigli. L'operazione, durata circa 2 ore, ha consentito di accompagnare alla caserma di San Zaccaria tutte le 8 persone presenti al momento del controllo. In caserma sono state accertate le nazionalità dei fermati, un marocchino, un iracheno e 6 tunisini. Per 4 di loro è scattato l'ordine di espulsione. Un tunisino è stato già accompagnato al centro di permanenza e rimpatrio di Gradisca di Sonzo. Per gli altri si stanno verificando le posizioni amministrative connesse con la permanenza sul territorio nazionale. L'operazione, si legge in un comunicato, si colloca in un'ampia strategia del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia per controllare le aree più sensibili del territorio urbano della città metropolitana. Siamo all'omicidio Ceschine, torniamo nella Marca trevigiana. Sotto la lente di ingrandimento ben 18 utenze telefoniche. Gli investigatori stanno passando al setaccio i cellulari trovati ai 4 arrestati. Ogni chiamata, ogni numero viene controllato. Sono 18 le utenze telefoniche al vaglio degli inquirenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la rete di telefonate dei 4 arrestati. L'ex marito della vittima, il 79enne Enzo Lorenzon, la compagna 32enne di Lesi Guzman, entrambi considerati mandanti del delitto. Sergio Lorenzo, l'esecutore materiale dell'assassinio, insieme al fratello ed un'altra persona, questi ultimi 2 ancora latitanti, ed il mediatore Joan Maria Guzman, anche lui domenicano. Ma sotto la lente di ingrandimento i messaggi che 4 si sarebbero scambiati nel periodo dell'omicidio prima e dopo l'assassinio. SMS e WhatsApp che poi avrebbero cancellato, ma gli investigatori stanno cercando di recuperarli. In quegli scambi forse altre prove che incastrerebbero ancor più gli indagati. Era stato intanto già accertato che le celle telefoniche di Guzman e Lorenzo erano state agganciate nella zona di Conegliano, nei pressi di via 28 aprile, qualche giorno prima del delitto. Una ragnatela di utenze che potrebbero portare ulteriori novità su accordi e decisioni relative a quel terribile giorno quando Margherita Ceschin fu uccisa senza pietà da 2 individui che entrarono nella sua abitazione in tarda serata. Per l'omicidio della 72enne 3 persone si trovano nel carcere di Treviso, mentre la donna, compagna di Lorenzon, è stata scarcerata dal Tribunale del Riesame. Per chiudere il cerchio mancano i 2 killer che hanno materialmente ucciso l'anziana. Dopo il delitto sono tornati in Spagna da dove provenivano. Oggi potrebbero addirittura essere tornati nel paese d'origine, la Repubblica Dominicana. E adesso andiamo a Mestre con Ilaria Marchiori che ci parlerà di una manifestazione questa mattina dei lavoratori di Fincantieri e poi parleremo di scuola per una conferenza stampa a cui proprio Ilaria sta partecipando con i sindacati. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai anticipato questa mattina, puntuali alle 7, c'è stata una manifestazione proprio davanti a Fincantieri. Non so se stanno già, se si possono già vedere le immagini che vi abbiamo già spedito. Si tratta del 4° giorno in realtà di iniziative dei lavoratori diretti di Isolfin e anche delle agenzie di subappalto dopo la decisione proprio di Fincantieri di recedere questo contratto, ma oggi ben 130 lavoratori hanno deciso di manifestare in strada proprio per chiedere all'azienda di risolvere il problema facendoli rientrare immediatamente al lavoro. I lavoratori infatti sono molto preoccupati per il loro TFR, per il pagamento di quanto avanzato e anche sui ritardi della cassa integrazione, per cui vedremo, cercheremo di capire quale sarà la risposta da parte dell'azienda. Ma continuiamo in qualche modo a parlare di lavoro, non solo lavoro ma anche scuola. Abbiamo visto proprio in questi giorni non si riescono a reperire molti insegnanti, ma non ci sono solamente questi problemi che riguardano la scuola, ce ne sono anche altri e proprio per questo qui insieme a noi c'è Stefano Bagnara, segretario della funzione pubblica della CGIL di Venezia, perché oggi Veneto, perché proprio oggi c'è stata una mobilitazione, con la quale si vuole lanciare quale messaggio? Allora, la mobilitazione nazionale che la nostra categoria ha
ha messo in campo per la giornata di oggi, chiede che gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, che sono quegli educatori che seguono i ragazzi con deficit sensoriale o deficit cognitivo, vengano stabilizzati e internalizzati all'interno del pubblico impiego. Perché questa mobilitazione? Perché in realtà oggi queste lavoratrici e lavoratori, che sono circa 500 in Veneto, che seguono 1000 circa alunni e alunne, sono invece esternalizzati a cooperative con contratti sulla carta a tempo indeterminato part-time, ma che in realtà hanno una grossa precarizzazione del salario, in quanto vengono pagati sostanzialmente solo quando le scuole sono aperte e solo quando gli alunni che seguono sono presenti al lavoro. Abbiamo visto in questi anni anche buste paga di 10, 15, 20 euro al mese, quando questi ragazzi che soffrono di alcune patologie, sono anche particolarmente fragili, non sono in servizio, e quindi i lavoratori non vengono pagati nonostante abbiano un contratto a tempo indeterminato. Noi chiediamo che questi lavoratori e lavoratrici vengano appunto internalizzati nel pubblico impiego, che ci sia un concorso di stabilizzazione, che sia istituito a livello nazionale il profilo di assistente all'autonomia e alla comunicazione, che oggi non esiste, che quindi ci sia una qualificazione di questi educatori sia sul piano del diritto giuridico, un riconoscimento del loro profilo, e anche che non abbiano più contratti precari, che siano equiparati ai docenti che insegnano alla scuola, visto che si affiancano agli insegnanti di sostegno nella presa in carico dell'alunno, abbiano gli stessi diritti, le stesse retribuzioni o comunque appunto le stesse garanzie occupazionali e di salario. Ecco, specifichiamo per chi non lo sapesse, per chi ci stesse ascoltando da casa, che non sono insegnanti di sostegno, è una figura diversa. È una figura che si affianca all'insegnante di sostegno, che ha il compito di coadiuvarlo, l'insegnante di sostegno, nel affiancare il ragazzo e aiutarlo nella comunicazione, visto che si occupano appunto di ragazzi magari non vedenti o non udenti, che si occupino appunto di facilitare la comunicazione con i compagni, con gli insegnanti, la comprensione dei testi, e quindi sono figure fondamentali perché si occupano di ragazzi fragili, ma anche perché coadiuvano proprio i docenti nel seguire questi ragazzi, insomma nel dare un apporto ulteriore nella presa in carico di queste situazioni di fragilità. Ecco, ringraziamo Stefano Bagnara, la conferenza si è tra l'altro appena conclusa, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria e grazie al tuo ospite. Torniamo alla cronaca, torniamo nella Marca trevigiana, perché non si fermano i ladri. Stanotte in azione tra Vacilla di Breda e San Giacomo, frazione di Carbonera, diverse le case prese di mira, mentre nei giorni scorsi ci sono stati 2 furti a distanza di poche ore a Silea ed Osson di Casier, bersaglio dei malviventi, un negozio sportivo e un'abitazione con i residenti che dicono ci tenevano d'occhio. Ha fatto irruzione dal lucernario salendo fino al tetto dell'edificio la banda di ladri che nella notte tra martedì e mercoledì è riuscita ad entrare all'interno del negozio sportivo di Silea e rubare 5 bici dal valore complessivo di 40.000 euro. Il secondo furto, che pesa decine di migliaia di euro, nel giro di pochi mesi. Stesso scenario, stessa modalità di azione del colpo messo a segno a fine maggio. I ladri si sono introdotti dall'abbaino, segando la grata e calando una fune con gancio sono riusciti a portare via la refurtiva. 40.000 euro la montare del danno commesso, che sommati ai 45.000 di qualche mese fa recano un danno pesantissimo all'azienda. Ma lo Sportler di Silea non è stato il solo ad essere colpito dai furti. Dai negozi alle case, via Aldo Moro, Dosson di Casier, pieno giorno. I ladri si sono introdotti in un'abitazione rubando qualsiasi cosa di valore che potessero trovare. Come segnalato dall'associazione Furti in Corso, erano circa le 12:15, orario in cui i proprietari non erano in casa, quando i malviventi hanno fatto irruzione nell'abitazione di Dosson, a pochi passi dal parco pubblico e dalla vicina stazione dei Carabinieri, mettendo a soqquadro le stanze. Armadi aperti, cassetti capovolti, camera da letto ribaltata alla ricerca di monili e altri oggetti di valore. Ancora sotto shock i residenti, le cui sensazioni portano a pensare che si trattasse di persone che conoscevano i loro orari e le loro abitudini. Pare infatti che i ladri siano entrati sicuri di trovare la casa vuota. Sui casi indagano i carabinieri di Treviso per scoprire l'identità dei malviventi. Avrebbe avuto un malore alla guida il conducente dell'auto uscita di strada Montagnana in provincia di Padova. Niente da fare per un uomo di 51 anni.
Inutili tempestivi soccorsi arrivati in via Belfiore a Montagnana per Matteo Danesi, 51 anni, di Casale di Scodosia, non c'era più nulla da fare. Erano le 20:45 di ieri quando l'uomo alla guida della sua auto, una Jeep Compass, ha dapprima iniziato a sbandare per poi finire fuori strada dopo aver abbattuto diversi pali della segnaletica stradale. Sul posto i sanitari del SUEM e i carabinieri di Este. Secondo una prima ricostruzione, Matteo Danesi sarebbe stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Sposato lo scorso anno e con un figlio di 6 anni, Matteo Danesi era molto conosciuto e gestiva con la moglie il bar della stazione di Montagnana. Una notizia che arriva dalla provincia di Verona: una donna ha tentato di introdurre, anzi arriva proprio da Verona, dal carcere di Verona, dove una donna ha tentato di introdurre un involucro contenente cocaina. La donna si era recata nel carcere per incontrare il fidanzato detenuto, lo rende noto il sindacato autonomo di polizia penitenziaria SAPPE. Prima di fare ingresso all'interno della sala colloqui è stata segnalata da un cane del distaccamento cinofili della polizia penitenziaria di Verona, dice il segretario nazionale del Triveneto Vona. L'involucro, occultato nelle parti intime, era destinato al compagno detenuto. Il rinvenimento mette in risalto la capacità investigativa del personale in servizio, che da qualche tempo sospettava che la donna potesse prestarsi all'introduzione di quanto rivenuto. La donna è stata denunciata a piede libero. Abbiamo sentito poco fa di una tragedia sulle strade a Montagnana, tragedia sulle strade sulla strada questa mattina nel Vicentino, a Tezze sul Brenta. Un uomo in scooter è caduto dal mezzo dopo lo scontro con un'auto ed è stato travolto e ucciso da un secondo veicolo che stava sopraggiungendo. Ci racconta tutto in diretta proprio dal luogo della tragedia la nostra Sharon Di Carlo. Buongiorno Sharon. Attenzione che... Vai. Devo parlare... Sharon, mi senti? Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo qui in via Tre Case, proprio sul luogo dell'incidente di questa mattina. Lo vedete proprio dai rilievi ancora sull'asfalto. Che cosa è successo? Un uomo di 38 anni, ne stava per compiere 39, di origine albanese, in sella alla sua moto, stava percorrendo la strada lungo il centro per andare appunto verso Stroppari. Davanti a lui una Nissan, un'auto che avrebbe, secondo i primi accertamenti, avrebbe frenato, avrebbe rallentato. C'è stato uno scontro che ha fatto balzare l'uomo di 38 anni dall'altra parte della carreggiata e proprio in quell'istante sopraggiungeva quindi verso il centro della città un Audi, un Q3 che ha travolto il 38enne e, aspettate un secondo, prima di attraversare la strada così faccio vedere più da vicino, un'auto che poi si è scontrata su questo muretto, lo vedete completamente distrutto, e però prima di scontrarsi contro il muretto, Renzo girati pure, facciamo vedere le immagini sull'asfalto, avrebbe investito l'uomo appunto sulla carreggiata. Veramente una tragedia. Adesso Renzo riattraversiamo la strada, guardiamoci attorno, non c'è nessuno, venite perché sono in compagnia del sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Una tragedia questa mattina, l'uomo di 38 anni, di origine albanese, lascia una moglie e 3 figli, una comunità sconvolta. Ho preso la notizia questa mattina appena arrivato in municipio dai nostri agenti di polizia locale. È una triste notizia, non avrei mai voluto riceverla, sconvolto. Insomma, noi il primo pensiero va alla famiglia, alla quale voglio rivolgere le mie più sentite condoglianze, sia da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione comunale, ma sono sicuro di interpretare anche il sentimento di tutti i cittadini di Tezze che vogliono esprimere la loro vicinanza alla famiglia. Un padre di famiglia, 3 figli, 2 figlie e un figlio, e la moglie, insomma ben inserito nella nostra comunità, sia lui sia la moglie sia anche i figli che frequentavano insomma i nostri istituti scolastici. Sindaco, l'ho appena detto lei, un padre di famiglia lascia 3 figli.
Il Comune aiuterà questa situazione, cercherà di essere presente? Assolutamente sì, per ogni necessità il Comune sarà presente, li potremo sentire appena possibile, insomma ecco, quando le cose saranno un po' sistemate, ma se c'è la necessità noi ci siamo e ci saremo. Quindi il Comune è a disposizione? Assolutamente sì, rinnovo le mie più sentite condoglianze a tutti, ma insomma sarebbe stato meglio non dover parlare di queste cose. Certo, grazie al sindaco Luigi Pellanda. Da Tezze sul Brenta, via Trecase è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie Sharon, grazie naturalmente al sindaco. Torniamo a Treviso per trattare un tema caldo anche in centro città, è quello del disagio giovanile, delle risse, poi c'è il fenomeno, l'abbiamo parlato poco fa, dei furti e delle truffe. Il nuovo comandante della compagnia Carabinieri di Treviso dice massima attenzione. Intanto sono stati presentati ufficialmente i 3 nuovi ufficiali in forza a Treviso e a Castelfranco. Si preannuncia un autunno caldo nel territorio trevigiano sul fronte dei reati predatori, delle truffe e del disagio giovanile con risse anche fra minori. Il nuovo comandante della compagnia di Treviso, appena insediato, ha spiegato massima attenzione su vari fronti per garantire la sicurezza, cercando di compiere un'azione quanto più oculata e diretta. Il fenomeno dei furti in appartamento, altra questione abbastanza delicata su cui vogliamo concentrarci, le truffe in danno degli anziani, e non ultimo gli incidenti stradali nel fine settimana dove tanti giovani sono coinvolti, tristemente coinvolti, per cui la nostra attenzione non può che essere diffusa e non unicamente diretta verso un unico problema, ma attenzionare e affrontare le questioni da più parti con il concorso della collettività e della comunità. Il tenente colonnello Antonio De Luca, 50 anni, di origini trapanesi, ha comandato anche la sezione scorte dei Carabinieri di Palermo ed il nucleo operativo e radiomobile di Verbania. Cambio di guardia anche al nucleo investigativo dell'Arma di Treviso. È arrivato Giovanni Truglio, 45 anni, di origini napoletane, già comandante delle compagnie di Est e di Rovigo. Eredita 2 fascicoli delicatissimi: gli omicidi di Anica Panfile, trovata morta nel Piave a Maserada, e l'efferato delitto di Margherita Ceschine, la 72enne, trovata morta nella sua abitazione. Il mio sarà un lavoro di continuità con quanto svolto dal mio predecessore. Non posso che garantire impegno nella soluzione di tutte le attività che mi troverò ad affrontare, e ovviamente la collaborazione con l'autorità giudiziaria sarà leale, sarà proficua, mi auguro, e sarà sicuramente intensa. A completare la squadra dei nuovi ufficiali, presentata dal comandante provinciale del colonnello Massimo Ribaudo, il più giovane Manlio Malaspina, 28 anni, torinese con esperienze all'estero. Castelfranco è un territorio molto vasto, molto produttivo e con una qualità della vita molto elevata che ovviamente attrae principalmente furti in abitazioni e truffe, spiega. Questo sarà un focus importante per il nostro lavoro, come già ben fatto finora. Poi aggiunge. Naturalmente il tipo di territorio, anche per la grande presenza di istituti scolastici, attira anche un grandissimo numero di giovani, i quali vanno accompagnati anche da noi unitamente alle scuole e alle famiglie in un percorso di crescita sano che li porti a diventare cittadini a tutto tondo che possano contribuire ulteriormente alla crescita di questo bel territorio. Andiamo adesso a Conegliano con Nicoletta Rizzetto e Christian Arboit. Sono insieme ad un gruppo di cittadini che lamentano le troppe barriere architettoniche presenti in città. Buongiorno Christian. Buongiorno a studio anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo per l'appunto a Conegliano in via Nazario Saurio per parlare di barriere architettoniche e lo facciamo con dei cittadini che ci hanno contattato perché non ce la fanno più, sono stanchi, sono esausti e appunto vogliono interventi concreti. Qui con noi c'è Raffaele Zanette, buongiorno. Più volte con lei ci siamo occupati di barriere architettoniche anche in stazione. Cosa succede stavolta? Siamo esausti, non poco, nonostante siamo stati in giunta più volte con il nostro legale, più disabili, questo e l'altro. Questi signori sono
assolutamente miopi, assenti in toto. Ecco, in questo caso, qui in via Nazario Saurio, di che cosa parliamo? Allora, qui era un attraversamento pedonale funzionale per i nostri problemi, ok, a norma. Hanno fatto il manto stradale nuovo, abbiamo fatto una registrazione ancora un anno fa, sempre con la vostra emittente, ok? Nonostante promesse su promesse, in buona parte dal vice sindaco, assessore all'urbanistica, Claudio Topan, ok? Non hanno fatto ancora niente. Come potete vedere è ancora tale quale. Allora, adesso... Chiarissimo, grazie Zanetti. Adesso vediamo quello che succede poi nella quotidianità, nella pratica. Qui con noi ci sono anche Guglielmo Dall'Antonia. Buongiorno Guglielmo, e anche il signor Federico Fichera. Federico Fichera adesso ci mostra cosa succede molto banalmente. Attenzione, solo un attimo Federico. Ecco, vediamo. Federico sta attraversando le strisce pedonali normalmente, ma qui sostanzialmente si blocca. Quindi capite, è una questione anche di sicurezza, soprattutto di sicurezza da un certo punto di vista, prevalentemente di sicurezza. Prevalentemente di sicurezza. Ecco. Tra l'altro facciamo passare la macchina, potete capire proprio quello che succede per l'appunto per una persona con handicap nell'attraversare molto banalmente una strada sulle strisce pedonali, tra l'altro. Quindi signora Guglielmo, cosa possiamo aggiungere? Vi sentite discriminati? Sì, siamo discriminati in quanto che potrebbero livellare il manto stradale dove che si possa noi percorrere con lo scooter, salire questo marciapiede che non ci permette di salire, in poche parole, ecco. Federico Fichera, non è l'unica zona della città, insomma, ci sono diverse criticità, voi sostenete? Ma diciamo che ci sono diversi punti della città che hanno questa pecca, diciamo, che non si può attraversare, perché praticamente da un lato magari il marciapiede è a raso, dall'altro lato no. C'è da dire però che questo, diciamo così, di via Nazario Saurio, si chiama, era prima a raso come questo, e adesso praticamente hanno fatto il marciapiede dopo aver fatto il manto stradale. Ecco, quindi sono interventi recenti, questo va sottolineato. Adesso riattraversiamo la strada Nicoletta e chiudiamo con Raffaele Zanetti, che poi ci illustrerà anche altre zone della città particolarmente critiche per chi ha disabilità. Zanetti, voi che cosa chiedete a Comune ma anche Prefettura, mi diceva? Allora, prima faccio una precisazione. Signori amministratori, la legge sul PEBA è da 46-47 anni che esiste. Voi non avete minimamente nessuna voglia di interpretare da come vi comportate. Dimostratemi se non è vero o meno. Questo è uno degli esempi. Adesso vi faremo vedere altri punti, soppressioni di attraversamenti pedonali funzionali per noi, li spostate e li lasciate con gradini da 20 centimetri. Cose allucinanti, vergognose e scandalose nello stesso tempo. Allora Zanetti, adesso noi con Zanetti, con Guglielmo e il signor Federico proseguiremo il nostro viaggio, ve lo racconteremo nel corso dei telegiornali di questa sera. Per il momento però da Conegliano con Nicoletta Rizzetto vi restituiamo la linea. Grazie davvero Cristian, grazie a Nicoletta, grazie naturalmente a questi cittadini che hanno ben rappresentato quelle che sono le difficoltà quotidiane. Ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno, ben ritrovato il senatore Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto. Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Allora, senatore, io le devo chiedere ancora 2 minuti di pazienza perché ho un collegamento con Padova sul tema dell'accoglienza migranti, che è sicuramente un argomento di cui poi parleremo insieme anche alla luce di quello che sta avvenendo a Lampedusa. Accoglienza migranti a Padova domani all'aeroporto Allegri, dove è atteso l'arrivo di una trentina di profughi, doppia manifestazione. Da una parte il sit-in di Forza Nuova, dall'altra i centri sociali. Allora ci colleghiamo con la nostra Chiara Gaiani insieme a Federico Cibotto. Buongiorno Chiara. Buongiorno da Padova, ci troviamo ancora una volta davanti all'aeroporto Allegri, dove per domani è atteso il trasferimento di circa una trentina di migranti che verranno spostati dalla palestra comunale di Feriole, dove sono ospiti dalla fine di agosto proprio qui. E qui domani sera è prevista una doppia manifestazione nell'area in cui ci troviamo con il collega Federico Cibotto. Dovrebbe esserci il sit-in dei militanti di Forza Nuova contrari all'arrivo qui dei migranti, alla creazione di hub, ma anche contrari a quella che è stata sinora la gestione del governo e della regione di questa emergenza, mentre dall'altra parte si troveranno i centri sociali. Hanno annunciato la partecipazione il centro sociale Pedro, Quadrato Meticcio, Spazio Ostria e poi la polisportiva San Precario. Questa è via Sorio, secondo quelle che sono le disposizioni che in queste ore la questura sta trasmettendo. I due gruppi dovrebbero trovarsi proprio all'inizio di via Sorio, quindi ci sarà una distanza tra i due gruppi che verrà mantenuta ovviamente dalle forze dell'ordine, una situazione che preoccupa, quella della gestione dei migranti nel suo complesso. Ma sentiamo allora le dichiarazioni che abbiamo raccolto dal sindaco di Padova Sergio Giordani, che è stato in prima linea nella gestione sin dall'inizio, preoccupato anche per quella che è la non collaborazione da parte dell'Europa. Allora sentiamo le dichiarazioni del sindaco di Padova Sergio Giordani, poi la linea può tornare a voi. Allegri, da una parte Forza Nuova, dall'altra i centri sociali, l'accoglienza dei migranti crea tensione in città. Però sta gestendo bene il prefetto, non vedo problemi, so che ne sono arrivati tanti. Ieri sera parlavo assieme a un evento che siamo incontrati, vi garantisco c'è rapporto di collaborazione, però il rapporto di collaborazione si esaurisce nel senso che quello che possiamo dare abbiamo dato, tipo le scuole è stato corretto, era restituito in tempo utile per essere accessibile alle scuole. Noi vi ricordo che avevamo già l'ostello occupato, dovevamo fare dei lavori a breve di ristrutturazione, dove c'è accoglienza invernale occupata. Abbiamo dato praticamente posto, avevamo 150 persone per 6, non aveva più un buco. Da quello che ho capito io, il prefetto intende utilizzare Allegri come transito, nel senso, da quello che ho capito, non da quello che ha detto lui, che anziché usare il palestra delle scuole userà per emergenza, come anche altri appartamenti di posti, ma non c'è nessuna intenzione che io sappia fare un hub grande, cioè non c'è, salvo che ragazzi arriva a 10.000 al giorno, andiamo nei guai perché la cosa è inutile. Qualsiasi, adesso io non faccio politica, faccio un amministratore, qualsiasi governo che sia sarebbe in difficoltà, per cui poco a pagare paesi che arrivano le persone, quando hanno fame, subiscono violenze, arrivano. Va gestito il problema, non è facile, è difficilissimo, però nel contempo mettiamoci che abbiamo veramente bisogno di lavoratori, perché certi lavori non vengono fatti. Allora, questo vuol dire sfruttare le persone, vuol dire insegnare italiano, insegnare tutte le regole nostre e farli lavorare con dignità, perché no, dargli 300 euro per tirare su pomodori per 40 ore, questo non vuol dire dare correttezza come per altri lavoratori. Io penso che sia un'unica strada, ma difficile da fare, non è facile assolutamente, facile parlare, poi fare è molto più complicato, però penso che sia l'unica cosa da fare. Sono molto amareggiato e dispiaciuto dell'atteggiamento di qualche paese europeo, veramente scioccante. L'Europa deve capire che deve dare una mano, il governo deve battere i pugni su questa faccenda perché non possiamo essere lasciati soli. Non credo farà nessun lab. Per me l'hub quando sono 300 persone, 50, 60, 70 persone non è un lab. È il limite che si è dato anche alle cooperative per far sì
per insegnare, per fare cultura, per insegnare italiano. Se fai un hub di 200-300 persone sono guardiani, non sono più hub, per cui cambia e non vogliono farlo, per cui sarebbe antipatico. Non è l'intenzione del prefetto, chiaramente domani mattina arrivano 10.000 persone, cambia il mondo. Queste le dichiarazioni del sindaco di Padova Sergio Giordani, leggiamo dal sito del Corriere, ma è un po' la notizia che gira in tutti i siti. Migliaia a Lampedusa, tensioni e cariche anche con la polizia, c'è poi la Lega che pressa Meloni, la linea della diplomazia non ha funzionato. Senatore Martella, sono tanti temi che anche lo stesso sindaco di Padova ha messo sul tavolo. Io partirei dalle dichiarazioni, lui ha definito scioccante il comportamento di alcuni paesi europei, la Francia che intensifica i controlli alla frontiera, la Germania che rompe quel patto di solidarietà a tempo indeterminato, almeno queste insomma le notizie che si hanno. Come gestire una situazione del genere che rischia di pesare solo sul nostro paese? Guardi, innanzitutto dobbiamo fare una premessa. Il governo di centrodestra ha fallito sulla politica migratoria. Prima di essere al governo, le forze che fanno riferimento alla Meloni e a Salvini ogni giorno dichiaravano guerra a tutti, a chi stava al governo, su questo tema dei migranti, con promesse mirabolanti, proponendo rimpatri, proponendo respingimenti e proponendo la chiusura dei porti. Oggi si sono resi conto purtroppo che il fenomeno non è più solo un fenomeno di emergenza, è qualcosa di strutturale che quindi deve essere gestito, come ha detto giustamente il sindaco di Padova. Non lo si può gestire con gli slogan, ma con delle politiche. Ecco, queste politiche sono fallite. Perché? Perché l'accordo fatto dalla Meloni con la Tunisia non ha dato i risultati sperati, e perché la Meloni è andata in Europa accanto ai paesi sovranisti ed è riuscita a non avere una piena solidarietà da tutti gli altri paesi che invece, a cominciare dalla Francia e dalla Germania, dovrebbero con l'Italia gestire questo fenomeno. E quindi c'è un problema di politiche europee ed è chiaro che noi all'Europa dobbiamo chiedere collaborazione e aiuto, ma dobbiamo farlo in un modo giusto, con la possibilità di integrare le nostre forze con quelle degli altri paesi. Così non è avvenuto perché l'Italia è andata, come dire, a fare tanti proclami senza riuscire a realizzare nulla. È chiaro che questo fenomeno va gestito, bisogna contrastare l'arrivo di migranti clandestini, bisogna aumentare il flusso dei migranti regolari in modo tale da disincentivare quelli che vogliono arrivare regolarmente nel nostro paese, e bisogna farlo anche con forme di integrazione perché queste persone possano essere formate per lavorare imparando l'italiano e poi avendo una formazione professionale, quindi integrati nella nostra società, come chiedono anche gli imprenditori quando parlano della necessità di avere forza lavoro nel nostro paese e anche nella nostra regione. È proprio il tema quello della necessità di trovare personale un po' in tutte le categorie economiche, quindi proprio gli imprenditori chiedono dei flussi migratori che rispondano anche alle esigenze, quindi anche un colloquio, un contatto diretto con il mondo imprenditoriale, con il mondo economico, per capire anche come ricollocare poi queste persone che arrivano. Ma sì, perché se il fenomeno è un fenomeno strutturale, tutti quanti lo dicono, dobbiamo disincentivare le forme di immigrazione clandestina, programmare un flusso di migranti che sia realistico, e infatti anche questo governo ha dovuto dire sì, dobbiamo aumentare i flussi, ma dobbiamo programmarli in maniera seria e poi fare in modo che queste persone vengano integrate, innanzitutto imparando l'italiano, innanzitutto imparando un lavoro per poter poi diventare dipendenti, collaboratori di tante nostre imprese che sono alla ricerca di lavoro. Naturalmente questo sforzo non può cadere solo sulle spalle dei sindaci.
Deve essere uno sforzo di tutte le istituzioni, a cominciare dal governo nazionale, che deve mettere delle risorse a disposizione dei comuni per fare questo tipo di accoglienza e di solidarietà. Accoglienza che noi abbiamo chiamato, abbiamo sempre detto, dovrebbe essere un'accoglienza diffusa, senza hub, senza tendopoli, perché queste che poi creerebbero problemi anche ai nostri cittadini, che vedrebbero questa presenza di tendopoli come qualcosa che mette a rischio, diciamo, la coesione delle nostre realtà. Ecco, è un lavoro molto serio che bisognerebbe fare con altrettanta serietà, anche con la collaborazione di tutti, e senza tanti proclami, ma con responsabilità, appunto. Altro tema, quello dell'autonomia, con quanto dichiarato dal suo collega, dal capogruppo del Partito Democratico in Commissioni Affari Costituzionali, Andrea Giorgis, che è intervenuto oggi nell'Aula del Senato. È stato dichiarato inammissibile per mancanza di copertura l'emendamento con il quale abbiamo proposto di esplicitare che la determinazione dei LEP non potesse essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento. Ciò significa che i LEP, stiamo naturalmente parlando di autonomia, non verranno definiti e garantiti per tutte le materie e tutti i diritti a beneficio di tutti i cittadini, quali presupposto e condizione per il trasferimento a una o più regioni di ulteriori competenze legislative, ma che i LEP saranno definiti solo ed esclusivamente in funzione del trasferimento medesimo. Questo che cosa implica, senatore? Ma implica che il dibattito in commissione che sta proseguendo al Senato è un dibattito particolarmente difficile, con falle importanti all'interno del centrodestra e con nodi giuridici che sono diventati quasi inestricabili. Uno dei punti fondamentali è quello dei LEP. Noi abbiamo chiesto fin dall'inizio che vengano stabilite le risorse per garantire l'uguaglianza dei diritti per i cittadini in tutto il Paese, cioè se è una materia prima si dichiarano i LEP, i costi e poi si verifica che cosa è che si può diciamo, trasferire alle regioni. E la realtà è che il governo non ha risorse, che è previsto che questa legge si faccia con una cosiddetta invarianza finanziaria, cioè senza risorse aggiuntive. Questo crea dei gravi problemi. E per quanto ci riguarda, noi abbiamo sempre detto che l'autonomia è un percorso graduale che deve essere fatto seriamente, a favore dei cittadini, per accorciare il tempo delle decisioni, per rendere la vita più semplice. E invece ho l'impressione che, soprattutto nella versione Zaia, che è già diversa da quella Calderoli, ci sia una forma di autonomia che tenda più a dare delle risposte politiche, di propaganda ideologica, piuttosto che delle risposte ai cittadini. Noi continueremo in Parlamento a presentare le nostre proposte, lo stiamo facendo in maniera molto seria, anche con qualche successo, e mi è sembrato del tutto stucchevole la proposta di Zaia ieri di dichiarare la scuola diventi regionale. Vedo tutte le difficoltà che già ha con la sanità, non penso che il Veneto potrebbe gestire 72.000 persone dal Ministero dell'Istruzione al Veneto, non penso che sarebbe in grado di farlo, e lo stesso Calderoli ha definito una follia questa ipotesi. Diciamo, io penso che la scuola sia un veicolo della coesione sociale, dell'unità nazionale, e quindi non possono essere previste tante scuole diverse, ma ho l'impressione che siano più, diciamo, ormai siccome non si vedono risultati concreti, ogni giorno se ne dice una. In Parlamento adesso vedremo come continueranno le cose, poi naturalmente tireremo le somme a un certo punto, ma ho l'impressione che dovranno tirarle soprattutto le forze di centrodestra.
Ha fatto riferimento alla sanità, c'è un allarme che arriva dal sindacato degli infermieri, Nursind, che dice il Veneto risente di una crisi di vocazione per il percorso universitario in infermieristica che registra un vuoto del 26% dei posti ai corsi. Insomma, 26% è un numero importante se pensiamo all'importanza, chiedo scusa per il gioco di parole, che hanno gli infermieri all'interno del nostro sistema sanitario. Eh sì, direi che è un numero significativo che indica che esiste un problema che del resto abbiamo messo in evidenza da mesi, parlando della sanità del Veneto, una sanità dove esistono medici e infermieri bravissimi, ma dove ci sono forti, vuoti, laddove esistono professionisti che magari vanno a lavorare nel privato o che vanno in pensione, e siccome non c'è stata una programmazione sufficientemente seria, oggi ci troviamo con queste lacune. Non avere medici e infermieri significa non poter dare tutte le prestazioni ai cittadini e quindi fare in modo che i cittadini rimangano senza la possibilità di una visita specialistica, e di avere delle liste d'attesa lunghissime, di non avere medici sul territorio, e tutto questo ti porta alla scelta che si cura chi ha le possibilità economiche per farlo, e questo è sinceramente inaccettabile. Nella nostra regione bisognerebbe smettere di dire che tutto funziona perfettamente, vedere invece quali sono le cose che non funzionano e intervenire soprattutto sulla governance, cioè sul modello di gestione della sanità a livello regionale. Senatore, l'ultimissima battuta: questa sera a Padova, festa dell'unità, dopo sabato sera la segretaria Schlein, questa sera è la volta di altri due big, Bonaccini e Bersani. Insomma, diciamo così che la sfida per le regionali in Veneto è lanciata attraverso proprio questi big dei Dem. Ma devo dire innanzitutto che l'appuntamento della festa dell'unità di Padova è un appuntamento molto riuscito, molto bello, con molte presenze, e quindi questo dà l'idea di un partito che sta nel territorio, che è radicato, che ha la possibilità di rivolgersi ai cittadini anche tramite momenti come questi. E nei prossimi giorni avremo la festa dell'unità anche a Treviso, e tante se ne sono fatte nel corso di quest'estate. L'appuntamento con la segretaria Schlein è stato proprio un appuntamento partecipatissimo, lo saranno sicuramente anche gli altri appuntamenti a cui faceva riferimento lei col Presidente del partito Bonaccini e con Bersani. E io l'ho detto sabato parlando dal palco con la Schlein, noi in Veneto siamo in una terra di frontiera per i cambiamenti in corso, ed è una terra in cui noi abbiamo lanciato la sfida alla destra, una destra che appare ogni giorno più divisa su tante questioni, che a me pare abbia il fiato corto e comunque non abbia una strategia per risolvere molti problemi che riguardano il Veneto. Noi ci siamo, vogliamo esserci con le nostre proposte, con le nostre idee, con la nettezza delle nostre posizioni su tante questioni, dalla sanità appunto al lavoro, al clima, al sostegno all'impresa, e naturalmente vogliamo fare questo per preparare un'alternativa a questa destra alle prossime elezioni regionali e per candidarci ad essere una forza di governo che sia in grado di indirizzare il cambiamento che è in corso nella nostra regione. Senatore, grazie davvero per queste analisi a 360 gradi come sempre, torneremo presto ad aggiornarci. Grazie al senatore Andrea Martella, buon lavoro, a presto. Grazie a lei, buon lavoro. Grazie davvero, questi sono i temi centrali in questi giorni, in queste ore, e adesso saluto, la ringrazio e mi scuso per l'attesa. Buongiorno alla dottoressa Stefania Gori, direttore del Dipartimento Oncologico dell'IRCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Buongiorno dottoressa e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. L'IRCS che ha ricevuto un importante riconoscimento europeo e che lo porta nella più grande rete europea degli istituti oncologici. Di che cosa si tratta, dottoressa?
Si tratta del riconoscimento che abbiamo avuto da questa organizzazione europea degli istituti oncologici, OECI, che ci ha riconosciuti come Cancer Center. È un riconoscimento importante che si basa sui numeri dei pazienti che noi ogni anno seguiamo l'anno scorso, ad esempio, noi abbiamo avuto circa 5.000 nuove diagnosi di tumore che sono stati effettuati in questo IRCS e la metà di questi pazienti sono stati presi in carico da noi presso il nostro IRCS. Si basa anche sulle tecnologie che sono presenti all'interno di questo IRCS, si basa sui professionisti formati e adeguati per seguire i pazienti oncologici, si basa sull'organizzazione, quindi sulla presenza di gruppi oncologici multidisciplinari che lavorano per seguire al meglio ogni paziente nel suo percorso di cura, sulla valutazione del percorso di cura che fanno i pazienti, sulla formazione continua che devono ricevere i nostri professionisti e sulla ricerca che viene effettuata all'interno del nostro IRCS in ambito oncologico. E noi siamo molto forti e speriamo di diventare ancora più forti in tutti questi ambiti e grazie anche ad una scuola, la scuola di metodologia della ricerca clinica che ormai già a 9 anni d'età stiamo lavorando per formare al meglio i nostri ricercatori, ma anche ricercatori che da tanti IRCS oncologici italiani vengono a seguire questa scuola, queste lezioni. E tutto questo per assicurare ad ogni paziente la miglior assistenza, la miglior cura, ma anche per assicurare una ricerca oncologica di buona qualità. Perché il riconoscimento, dottoressa Gori, non è solamente una questione di prestigio, ma entra a far parte della storia dell'IRCS e dà la possibilità proprio, come diceva lei, di crescere ulteriormente. Sicuramente. L'obiettivo è quello di crescere, soprattutto di crescere in ambito di ricerca clinica. Perché? Perché più si fa ricerca in oncologia, migliori sono i risultati che noi otterremo per i pazienti che andremo a curare e che andremo a seguire durante il loro percorso di malattia. E questo è importante perché è proprio grazie ai progressi della ricerca che noi oggi possiamo avere in Italia circa 4 milioni di persone vive e che hanno avuto nella loro vita una diagnosi di tumore. È stato un aumento costante negli anni del 3% circa l'anno di questo tasso di persone che sopravvive al cancro. E proprio grazie a questi progressi noi oggi sappiamo che oltre 1.200.000 persone possono essere considerate guarite dal cancro e quindi nuovi bisogni di queste persone e anche nuovi diritti che richiedono, vedi per esempio, ed è un percorso che abbiamo iniziato come ROPI, la Rete Oncologica Pazienti Italia, per il riconoscimento del diritto all'oblio, cioè le persone guarite da cancro devono essere dimenticate nel senso della loro malattia quando vanno a chiedere in banca, quando vanno a chiedere ad un'assicurazione un mutuo, un'assicurazione sulla vita o vanno a chiedere la possibilità di adottare un bambino. E qui siamo già arrivati a buon punto, infatti questo disegno di legge è stato già approvato alla Camera e adesso vediamo, perché dovrebbe essere in procinto di concludere il suo iter parlamentare. Questo ci porrà a livello anche degli altri paesi europei. Ce l'auguriamo perché è davvero una forma di discriminazione verso chi è riuscito insomma, a combattere e a vincere la malattia. Dottoressa Gori, questo riconoscimento arriva dopo degli anni complicati per tutto il sistema sanitario e sappiamo che anche in piena pandemia da Covid i servizi oncologici non si sono mai fermati. Non si sono mai fermati, ma anzi hanno lavorato ancora di più perché nella difficoltà dell'emergenza Covid-19 e quindi con tutte le attenzioni che dovevamo porre a questa problematica abbiamo continuato ad assicurare la stessa assistenza al paziente oncologico e in questo periodo, in questi anni di emergenza abbiamo appunto portato avanti anche questo processo di accreditamento a livello europeo
europeo del nostro IRCS, che poi ha portato con nostra contentezza al riconoscimento come Cancer Center dell'IRCS di Negrar. Stiamo vedendo adesso in questo momento proprio le tecnologie di cui lei ha accennato e che insomma rientrano nei vari parametri presi in considerazione per questo riconoscimento, perché c'è la ricerca fondamentale, poi c'è la tecnologia che viene in aiuto di voi medici e poi naturalmente per garantire ai pazienti delle condizioni di vita sempre migliori mentre si combatte la malattia. Sì, abbiamo delle tecnologie all'avanguardia. In ambito per esempio della radioterapia abbiamo dei macchinari che permettono di irradiare delle sedie anche molto difficili e molto piccole, per esempio di malattia neoplastica, con una precisione millimetrica grazie alla possibilità di modulare sempre l'indirizzo del fascio di radioterapia. Abbiamo un macchinario molto all'avanguardia e ce ne sono solo 2 a livello italiano che sono così precisi nell'indirizzare il fascio radiante che va a colpire le cellule neoplastiche e ad ucciderle con minimi effetti collaterali. Questo è un esempio delle tante tecnologie all'avanguardia che sono presenti all'interno del nostro IRCS e quindi direi che cerchiamo sempre di fare il meglio per curare nella maniera ottimale tutti i pazienti che si rivolgono a noi. Dottoressa, sono in aumento i casi di tumore, insomma, abbiamo sentito il numero di pazienti oncologici, e quali sono le forme di tumore che maggiormente riscontrate nei pazienti che arrivano presso il vostro centro? Allora, presso il nostro centro aumentano di anno in anno i pazienti che arrivano per la diagnosi e la cura e seguono ovviamente queste forme neoplastiche e l'andamento delle forme neoplastiche che noi poi ritroviamo a livello nazionale e a livello mondiale. Il tumore che più frequentemente viene diagnosticato sia da noi che in Italia è il carcinoma della mammella, che è anche il tumore più frequentemente diagnosticato nel mondo, e a seguire abbiamo il colon retto, il polmone e la prostata. Negli anni l'incidenza di tumori è aumentata soprattutto perché sta invecchiando la popolazione italiana, ma sta invecchiando anche la popolazione a livello mondiale, e noi sappiamo che il 50% dei tumori viene diagnosticato negli ultra 65 anni. Però accanto a questo dato, che è stato riportato anche a livello mondiale pochi anni fa, tant'è vero che a livello mondiale si ipotizza che dal 2020 al 2040 ci sarà un 50% di tumori in più, proprio per l'invecchiamento della popolazione, accanto a questo dato c'è un altro dato che è molto importante da tenere presente, che è stato pubblicato proprio in questi giorni. Dal 1990 al 2019, quindi in 30 anni, si è notato un aumento notevole delle nuove diagnosi che vengono fatte nelle persone al di sotto dei 50 anni. Quindi un fenomeno nuovo che si mette in relazione anche agli stili di vita inadeguati che in tutti questi anni la popolazione sta assumendo. Questo è un dato a livello mondiale. E che però ci pone di fronte a problematiche attuali e future importanti, perché dovremo curare persone anche giovani che quindi devono essere curate per il loro tumore, ma per le quali dobbiamo dare risposte a tossicità particolari, vedi per esempio nella sfera riproduttiva e sessuale. Dobbiamo tener conto delle loro problematiche sociali di reintegrazione nel mondo lavorativo. Quindi nuovi problemi che si pongono nel curare questa grossa fascia di persone giovani che sta aumentando e che aumenterà negli anni futuri, per cui dobbiamo dare risposte importanti e che possiamo dare grazie a un lavoro di tipo multidisciplinare e multiprofessionale. Ma dobbiamo sempre dire a tutta la nostra popolazione, a tutti i nostri cittadini, ai nostri giovani, di
evitare il fumo, evitare l'eccesso di alcol, cercare di fare un'attività fisica regolare, cercare di non essere in sovrappeso e seguire una dieta mediterranea, una dieta sana. Queste sono raccomandazioni importanti che non dobbiamo mai dimenticare di fare. Grazie davvero dottoressa anche per questi ultimi fondamentali consigli. Grazie alla dottoressa Stefania Gori, direttore del Dipartimento Oncologico dell'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrana. Naturalmente dottoressa, buon lavoro a lei, a tutto il suo staff e torneremo ad aggiornarci su altri importanti risultati. Grazie davvero alla dottoressa e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. Grazie, arrivederci. E adesso torniamo a collegarci con il nostro Cristian Arboit che avevamo lasciato a Conegliano. Lo ritroviamo a Vittorio Veneto perché la scuola è ripresa da 2 giorni, ieri il primo giorno di scuola, oggi il secondo, con i puntuali problemi legati al caos trasporti che tornano ad ogni inizio d'anno scolastico, ma a Vittorio Veneto c'è una questione in più che si aggiunge. Buongiorno Cristian, buongiorno di nuovo anche a Nicoletta Rizzetto. Sì, buongiorno Francesca. C'è un problema un problema in più, dici giustamente Francesca, è un grosso problema e fra poco ce lo racconterà l'assessore comunale Antonella Caldart, che è alle prese con la seconda giornata di disagi qui sul territorio di Vittorio Veneto. Parliamo dei pulmini che fanno la spola tra le scuole dell'obbligo e le frazioni più distanti dal centro, quindi andiamo da Nove, Fadalto fino a San Giacomo di Veglia. Il territorio comunale di Vittorio Veneto è particolarmente con gli studenti e le famiglie. Allora facciamo così, chiedo alla regia di provare a ristabilire il collegamento con Cristian che non mi sente nemmeno perché non è comprensibile quello che ci sta raccontando. E allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi vediamo di ripristinare il collegamento con Cristian Arboit da Vittorio Veneto. A tra poco. Rieccoci in diretta, tentiamo di nuovo il collegamento da Vittorio Veneto con Cristian Arboit che ci stava raccontando, si stava avvicinando proprio all'assessore del comune di Vittorio Veneto per capire esattamente che problematiche sul fronte trasporto scolastico ci sono nel comune. Ritentiamo Cristian, a te la linea. Esattamente così Francesca, buongiorno di nuovo. Vi stavamo raccontando di questo esordio tra i disagi per il servizio di trasporto scolastico a Vittorio Veneto, corse saltate, fermate che non si sono di fatto fatte e quant'altro. Insomma, i genitori sono già sul piede di guerra e il comune, l'assessore Antonella Caldart sta annuendo e soprattutto voi siete mobilitati come comune. Allora, che cos'è successo? Procediamo per gradi. Assessore. È successo che quest'anno siamo andati al nuovo appalto triennale, quindi con gara europea, perché l'ammontare è molto alto, superiore a quello che avrebbe potuto permettere affidamenti di altro tipo diretti, e quindi ha vinto la ditta che si è meglio qualificata. A questo punto li abbiamo subito contattati ed era fine luglio per mettere in atto tutte quelle strategie, e noi siamo stati veramente proattivi perché il servizio funzionasse. Il punto è che fin dall'inizio hanno dimostrato di essere tutt'altro che proattivi, non sono venuti a fare sopralluoghi, ci hanno risposto col contagocce, e la realtà è che il primo giorno di scuola, cioè mercoledì, ma anche il secondo, cioè oggi, abbiamo avuto tutta una serie di disservizi molto gravi. Vede, dietro di me non si vedono, ma ci sono 170 famiglie con circa 200 bambini a cui io come assessore di reparto devo garantire il servizio sicuro
sicuro e devo garantire il diritto allo studio. Nessuno di queste tre cose è stato fatto, perché il servizio è stato carente, la sicurezza è stata veramente inesistente, perché pensate che anche all'uscita delle scuole non si sono presentati con i pulmini, quindi i bambini sono rimasti in balia di se stessi, e ringraziamo le maestre, il personale scolastico e le mamme presenti che sono intervenute a supporto dei bambini abbandonati, e non abbiamo garantito il diritto allo studio perché molte famiglie impossibilitate a portare i bambini a scuola hanno dovuto tenere i bambini a casa. Questo è il quadro. Parliamo di 4 pulmini, sostanzialmente 5 autisti, uomini e mezzi che si sono presentati, mi permetta l'espressione, in zona Cesarini, quindi a poche ore dall'avvio del servizio. Parliamo di una ditta che proviene dal centro-sud Italia, che probabilmente non conosce il territorio, e lo ha dimostrato. Esatto, il punto è questo: noi non avevamo preconcetti, ma certamente un servizio alla persona richiede l'attenzione, quindi non si trattava di tenere chiuso un ufficio un giorno più, un giorno in meno, si tratta di dare un servizio alla persona in sicurezza, a minorenni, quindi noi non perdoneremo nulla, stiamo mettendo in atto tutto ciò che è nella nostra possibilità, sia a livello sanzionatorio che anche passi successivi, perché il servizio che noi alla fine daremo, io spero già entro domani, nei prossimi giorni, alle famiglie, sia conforme a ciò che deve essere, e cioè servizio sicuro. Ecco, la fase è molto delicata, lo potete capire, perché qui parliamo anche di aspetti legali, quindi state valutando qualsiasi mossa, dalla sanzione a quella più estrema, quindi di fatto la chiusura dell'appalto. È tutto sul tavolo, ora noi non lo so cosa faremo, certamente abbiamo già presentato le prime contestazioni scritte ieri, oggi seguiranno le seconde e così proseguiremo fino ad arrivare all'obiettivo che, ripeto, non è quello di avere una ditta piuttosto che all'altra, ma di avere un servizio che funzioni, perché un'altra cosa che ci dicono gli autisti è che loro cambieranno di settimana in settimana. Questo non è previsto dal capitolato e non può essere così, perché se gli autisti di questa settimana imparano i percorsi, lunedì ne arrivano di nuovi, saremo da capo. Quindi non è possibile continuare in questo modo, questo deve essere chiaro. Ecco, come ti dicevo prima, Francesca, parliamo di un territorio molto esteso che va da Fadalto fino a San Giacomo di Veglia, un territorio che va conosciuto, c'è una miriade di frazioni, di strade, stradine, quindi insomma cambiare ogni settimana autisti diventa una prospettiva realisticamente non... Sì, ma poi non è previsto dall'appalto, non è previsto dal capitolato, quindi non è che possono adattare ciò che loro hanno alle loro esigenze, loro devono fare quello che c'è scritto nel contratto. Ribadiamo solo un aspetto, Assessore, voi avete ovviamente eseguito questa gara secondo le normative europee, quindi certo, non avevate altra scelta. No, certo, il punto è questo: io capisco che il codice sugli appalti vada a garantire tutti coloro che magari in altre parti d'Italia usufruivano della possibilità di fare affidamenti diretti per interessi secondi. Non è chiaramente il caso dei nostri territori. Noi lavoriamo, finora eravamo riusciti a lavorare con ditte del nostro territorio, che sono ditte che conoscono e ci conoscono e che noi conosciamo, con cui abbiamo un rapporto diretto. Però se le regole ci impongono di andare a gara europea, ovviamente dobbiamo farlo. E questo avete fatto sostanzialmente, ligi alle regole, ci mancherebbe altro, e vi siete ritrovati con questa bella sorpresa. Un messaggio alle famiglie? Allora, calma e gesso, abbiamo la situazione, speriamo, sotto controllo, stiamo informando le famiglie mattina e pomeriggio e anche a metà mattina per il ritorno, quindi stiamo dando alle famiglie interessate le informazioni tramite mail direttamente. Io capisco e comprendo, sono una mamma, le arrabbiature che ci stanno, però il punto non è arrabbiarsi, qui il punto è trovare la soluzione, e su questo mi impegno a lavorare e ci sto lavorando con tutti i miei uffici, che ringrazio. Grazie Assessore Antonella Caldart. Francesca, dal cuore di Vittorio Veneto con Nicoletta Rizzetto, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie a Nicoletta, grazie naturalmente all'assessore, soprattutto per queste ultime fondamentali rassicurazioni alle famiglie, perché possiamo immaginare la preoccupazione nel gestire
gestire poi l'emergenza di accompagnare a scuola i propri figli o andarli a riprendere laddove viene a mancare il servizio del trasporto pubblico. Vedremo insomma come evolverà questa situazione. Adesso la cronaca ci riporta a Vicenza, perché ieri sera si sono vissuti attimi di paura per un uomo che ha iniziato ad inveire e minacciare di morte i vicini e i poliziotti che sono intervenuti e che gli hanno trovato in casa una carabina. L'uomo è stato denunciato, ci racconta tutto in diretta Luisa Bertini insieme al questore Paolo Sartori. Buongiorno Luisa e buongiorno al questore. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del questore di Vicenza Paolo Sartori, perché ieri sera ci sono stati attimi di terrore, un allarme lanciato da un cittadino in Viale Fiume perché una persona gridava all'impazzata minacciando di morte. Sì, è stato un episodio particolarmente grave che ha fatto mettere in pericolo sia i vicini di casa che gli agenti che sono intervenuti. Anche in questo caso, grazie alla pronta segnalazione delle persone, degli abitanti di questo condominio, è stato possibile far intervenire immediatamente le pattuglie della polizia ed evitare che una situazione di criticità potesse poi degenerare in una vera e propria tragedia. Ecco, in questo che cosa possono fare i residenti, i vicini di casa? A segnalare subito, come è stato fatto in questo caso, ogni situazione di criticità che venga segnalata, in modo che, soprattutto come in questo caso, che si è trattato di un fatto particolarmente grave con minacce di morte, per evitare appunto che una situazione potenzialmente difficile possa poi veramente degenerare e creare problemi anche all'incolumità delle persone. Ecco, io ringrazio il questore Paolo Sartori e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa, grazie al questore per questo aggiornamento di cronaca. Ci spostiamo fuori regione, andiamo a Trieste per un presidio fisso dell'esercito 24 ore su 24 davanti alla stazione dei treni, questo per scongiurare le violenze tra migranti nella zona. I militari controlleranno l'area per un mese intero. Rotta balcanica, a Trieste è arrivato l'esercito davanti alla stazione dei treni sulla scia degli episodi di violenza che avvengono nella zona. È la mossa della prefettura che ha fatto arrivare i militari destinati a rimanere un mese davanti a Piazza della Libertà ogni giorno per un presidio fisso di vigilanza 24 ore su 24. L'esercito sarà affiancato da Polizia di Stato e Carabinieri durante le ore serali e notturne. L'area è punto di ritrovo di migranti che non trovano posto nel sistema di accoglienza, ma lì vicino c'è anche il Silos, dove si è creato un vero e proprio racket della droga e di controllo del territorio. Il tutto sarebbe gestito da un nucleo di afghani. L'ultimo regolamento di conti tra stranieri era avvenuto domenica scorsa. 2 afghani avevano puntato e aggredito un loro connazionale dopo averlo inseguito dal Silos fino a via Flavio Gioia, dove era avvenuto un vero e proprio pestaggio con tanto di bottiglia spaccata sulla testa del malcapitato. Intanto oggi in Parlamento al question time della Camera il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha fornito i numeri di quanti migranti sono entrati in Friuli Venezia Giulia. Con un trend in crescita che si è iniziato a registrare dal 2021, si legge nella nota, nei primi 8 mesi dell'anno in corso risultano aver fatto ingresso 13.700 migranti. In tale contesto, per garantire la tenuta del sistema di accoglienza, conclude la nota, è stato attivato un meccanismo di trasferimenti sistematico di migranti in centri di altre regioni. Siamo alla politica con la ormai ribattezzata fuga dalla Lega. Non andrà a Pontida ma resta tra le fila del Carroccio l'assessore regionale Federico Canera, che chiude la questione ma attacca la linea del partito e chiede un cambio di passo. Sibillino poi su Zaia, spero che resti in regione, dice a finire il suo lavoro. Sì, io resto in Lega. Sul fatto di essere a Pontida francamente non lo so, perché ho molti impegni istituzionali e anche domenica purtroppo, ma questo non significa che il mio spirito non sia là, anche perché ricordo che Pontida per un militante Lega si celebra ogni giorno. Non riesco a capire queste illazioni su un possibile passaggio a Forza Italia, da cosa siano dovute, date che non mi risulta che il sottoscritto abbia mai fatto una dichiarazione a nessuno di questo tipo. Evidentemente questi sono continui attacchi
che vengono rivolti alla mia figura. Resta, non resta, resta. A mettere fine al tira e molla nei suoi confronti ci pensa il diretto interessato nei giorni in cui la triade di assessori regionali, con lui Roberto Marcato e Giampaolo Bottacin, sono stati sulla bocca di tutti con l'ipotesi destinazione Forza Italia. Caner non va a Pontida e questo è comunque un messaggio chiaro, ma resta in Lega un punto fermo dopo un silenzio che aveva pesato non poco dopo l'addio di Giampaolo Vallardi e che Caner spiega così. E francamente mi diverto anche a vedere queste situazioni sui giornali perché io sono costantemente sotto attacco. Insomma, quel chiarimento chiesto ai vertici regionali evidentemente non c'è ancora stato, a partire dal caso dei 40.000 euro di mancati contributi al partito che da tempo gli contesta il segretario Alberto Stefani. E per derimere la questione l'assessore mostra nero su bianco il suo cassetto fiscale. Ricordo che io sono in Lega e in Regione dal 2000 e in questi 22 anni fino all'anno scorso ho versato circa 500.000 euro al partito. Una media di quasi 23.000 euro all'anno. Mi sono sempre preso le mie preferenze, i miei voti, mi sono sempre pagato le mie campagne elettorali e penso di aver sempre portato il mio contributo. A me non risulta nessuna telefonata e nessuna mail, anche dall'attuale segretario, prima commissario regionale, sul fatto che manchino dei versamenti. Allora, se il partito ritiene, o meglio il segretario, da quando è stato nominato commissario e dopo segretario eletto, ritiene che manchino dei versamenti che a me non risultano, faccia una telefonata e ci troviamo dov'è il problema. Sullo sfondo c'è una linea politica che non piace più ai nomi storici ribelli, con l'ombra di non aver potuto partecipare né votare, come assessori regionali, al congresso. È diventato un partito nazionalista, un partito più schiacciato a destra, non sento più parlare o poco o niente di federalismo e di autonomia, investimenti per il ponte di Messina. Io non metto in dubbio che possa essere anche un'opera importante, però lei capisce che da federalista e da veneto convinto, piuttosto che pensare a spendere da 13 miliardi e mezzo per il ponte di Messina, io ho una necessità, 50 milioni di euro per il ponte di Vidor. Io francamente da leghista veneto lo chiedo e lo voglio. Resto in Lega anche per finire il mio lavoro in regione. Spero che pure il governatore Zaia faccia altrettanto, aggiunge Sibillino Caner, viste le sirene di via Bellerio che vorrebbero il numero 1 di Palazzo Balbi candidato alle europee. Insomma, il pentolone è caldissimo e il nodo dei ribelli, anche se fedeli al Carroccio, è tutt'altro che risolto. Il termometro sarà ovviamente Pontida, sul palco senza Caner e forse qualcun altro, ma, e non sfugga l'ironia, l'assessore rassicura. Ho versato i 700 euro per far sì che il pullman di Treviso possa esserci e portare i militanti della Lega. A Noventa Padovana invece ci sono polemiche, c'è imbarazzo per le parole pronunciate dal sindaco Bano che in un discorso ufficiale ha parlato del generale Vannacci. In un momento istituzionale con la fascia tricolore, il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, ha citato il generale Vannacci. L'opposizione si dissocia e attacca il primo cittadino per le sue parole pronunciate domenica nel Veronese durante una visita al Sacrario del Monte Baldo a Malcesine, realizzato per ricordare i caduti di tutte le guerre. Bano nel suo discorso parla del servizio militare fatto nei paracadutisti, ricordando quando partì come volontario in Somalia e dove conobbe il generale Vannacci. Un personaggio che oggi è alle cronache dei telegiornali, il generale Vannacci. All'epoca non era generale, ma era capitano ed era con me giù. Ora, qua noi stiamo celebrando una manifestazione ricorrente, però dovremo anche riuscire a trasmettere alle nuove generazioni, al futuro del nostro paese. E invece purtroppo mi trovo molto spesso in grande difficoltà a spiegare ai giovani il sacrificio, il dovere, non solo diritti, ma anche responsabilità, doveri. Poi leggo, vedo quello che sta succedendo, quando qualcuno si permette di esprimere in maniera legittima e democratica un'opinione, un parere, magari anche condiviso dalla stragrande maggioranza, cosa succede? Viene rimosso. Ecco, secondo me io lo trovo
assolutamente sbagliato, e spero che questo sia uno spunto di riflessione per tutti. Parole non adatte al momento e che creano imbarazzo, visto che un sindaco deve rappresentare tutti quando ha la fascia tricolore, dicono i consiglieri di opposizione Fabio Borina e Alessandro Bisatto, ex primo cittadino proprio di Noventa. In fascia tricolore, in un momento commemorativo organizzato dalla locale sezione dei combattenti reduci, si commemorano tutti i morti in conflitto, nelle guerre, per difendere la pace, per raggiungere l'obiettivo sancito nella Costituzione, in quel di Malcesine, il sacrario del Monte Baldo, e lui se ne esce con una difesa spassionata del generale Vannacci, tra l'altro apostrofato dallo stesso ministro Crosetto come improprio le uscite che ha fatto in divisa, e poi altrettanto dicendo che i giovani hanno solo in mente i diritti, insomma dichiaratamente difendendo Vannacci e in questo modo offendendo, a nostro dire, parte delle persone che erano lì, che si sono subito dimostrate non confacenti con quanto era stato espresso dal sindaco. Parliamo di sanità Covid, arrivano in Italia i nuovi vaccini, lo leggiamo dal sito del Corriere, i nuovi vaccini aggiornati, ecco a chi sono consigliati, questo è quanto annunciato dal Ministro della Sanità, resterà da capire se verranno somministrati in forma gratuita come è successo finora con i vaccini Covid o diversamente. Intanto il virus torna a farsi sentire anche in Veneto, anche nel Bellunese. A livello provinciale è stata infatti superata la soglia dei 50 casi ogni 100.000 abitanti. Dai vertici dell'azienda sanitaria l'invito è alla massima prudenza. Stiamo vedendo in questi giorni un aumento dell'incidenza, quindi il numero di nuovi casi che si presentano nella nostra provincia, nel nostro territorio, nella nostra comunità, che sta aumentando. Siamo appunto attorno ai 50 nuovi casi per settimana ogni 100.000 abitanti. 134 pazienti attualmente positivi, a fotografia di una provincia che viene definita ad alta vivacità epidemica, come testimoniato dallo studio pubblicato ieri dall'Istituto per le applicazioni del calcolo del CNR, che colloca Belluno al 4° posto su base nazionale per incidenza da coronavirus. 12 ricoveri, di cui 8 tra i cosiddetti Covid per caso, ossia pazienti ricoverati per altre patologie ai quali viene poi diagnosticata la positività al virus. Una curva epidemiologica che testimonia sia un aumento dei contagi, ma che per ora non desta allarme. È un dato che assolutamente non ci preoccupa, non ci spaventa, anche e soprattutto visto nel confronto con i dati degli anni appunto precedenti. Massima attenzione nei confronti dei cosiddetti soggetti fragili. In tal senso l'azienda sanitaria ha annunciato per i primi di ottobre l'avvio della nuova campagna di prevenzione in concomitanza con la somministrazione del vaccino anti-influenzale. È un vaccino che verrà somministrato in unica dose indipendentemente dal ciclo precedente e che interesserà prevalentemente i grandi anziani, i soggetti nelle strutture protette e gli immunodepressi come categoria di riferimento principale. Ma soprattutto va raccomandato alle persone il buonsenso e il senso civico che hanno sviluppato in questi anni di epidemia. Nel corso di Vicenza Oro sono stati effettuati molti controlli delle forze dell'ordine e il bilancio è positivo. Vicenza Oro chiude i battenti ed è stato un successo sotto il fronte della sicurezza. Un dato emerso quando l'ultimo degli oltre 1.200 espositori da 132 paesi ha lasciato Vicenza. Coordinato dal questore Paolo Sartori, infatti, il sistema ha impegnato nell'arco dei 5 giorni uomini e mezzi di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, ma anche reparti speciali, squadre antiterrorismo, artificieri e gli elicotteri del reparto di Venezia. Per la prima volta sono state impiegate le speciali unità cinofile della Guardia di Finanza, abilitate a individuare il denaro contante. Identificati numerosi soggetti, alcuni dei quali con precedenti penali, che si aggiravano con atteggiamenti sospetti. Complessivamente 5 cittadini sudamericani, un romeno e 6 italiani sono stati fermati, alcuni in possesso di grossi cacciaviti, guanti di lattice e un martello frangivetro. 3 di essi sono stati arrestati e tutti denunciati. Nel corso delle operazioni identificate 526 persone, di cui 141 stranieri e 82 con precedenti penali, e controllati 294 veicoli. Il questore ha adottato questi provvedimenti: 11 fogli di via obbligatori, 8 avvisi orali, 4 ordini di allontanamento dall'Italia.
Siamo in chiusura, come sempre il meteo, la pubblicità e poi il film. Oggi Rullo di tamburi con la regia di Delmer Daves. Grazie per essere stati in nostra compagnia. L'informazione di Antena 3 torna questa sera a partire dalle 18:30. Meteo, pubblicità e poi Rullo di tamburi. Buona giornata. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago. Bentrovati al meteo. Si indebolisce l'anticiclone, lascerà parzialmente spazio ad una perturbazione atlantica che lambirà la nostra penisola, portando maggiore instabilità anche sul nostro territorio. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 14 settembre evidenzia un tempo via via più variabile. Cielo dapprima poco nuvoloso, a seguire probabili fasi di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in moderato calo, minime sui 13-20 gradi, massime tra 22 e 26 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo condizioni piuttosto incerte, con molte nubi e possibili piogge a carattere intermittente con pause localmente più soleggiate. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità con tratti soleggiati e alcuni rovesci a carattere temporalesco. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago.